Saluto a tutti, felici di ritrovare di Compagui, seconda da, oggi siamo con un abitante di un paese, Compagui da voi 15 anni, ma so quasi 45 anni che lavora in Sant'Andrea di Udon di Charlie Levenard, o ritroviamo subito. RCFM e Compacui. Mi sono installato, vengo a Sant'Andrea Codone dopo i 45 anni, quando mi sono maritato qui, voilà. E dunque a principio ci veniamo tutte le statine, anche per feste di Natale, di Pasqua, perché lavoriamo in Bastia. Ma dopo i 15 anni, una quindicina anni, ci siamo installati definitivamente qui in paese, ci stiamo all'annata e scambia assai a fare, assai a fare. Come parlando di Sant'Andrea, quando voglio andare in un paese, io sono originario di Adawagna, di Pero Casuicchi, un mio paese è Pero Casuicchi. Sono giunto a Sant'Andrea e ho trovato assai simpatia, c'è veramente una specie di unità di questo paese perché ci sono parecchi avvenimenti che facciano pensare che è anche buono essere insieme. Voilà, voilà. E dunque c'è tre cappelle qui, c'è Sant'Andrea, c'è a Diesi di Sant'Andrea, c'è Sant'Antonio, c'è San Rocco e San Bastiano. E tutti i santi dell'occasione perché gli abitanti del paese si riduessero in giro un bicchieretto di vino, di wrappe, ci facciamo sempre qualche mangiate per essere insieme. A principio era stato un paese, ma parlava troiano in purita. E dopo, di sicuro, dopo 8 anni sono ritirato. Allora, in paese c'è parecchio a fare, si va, ben, come io sto anni in paese a me, fai l'orto, c'è sempre piccoli lavori a fare. E poi ci sono le occupazioni personali. No? Siamo in traccia di ripete in cui Jon Pedro Lanfranc, che è una base di teatro in Bastia, e poi soprattutto siamo sortiti con il gruppo d'Avagna. Io penso che sono stato fortunato di conoscere queste gente qui, di cantare con quei voci che mi girano, da appoggiare, di mettere un basso in queste voci di Jon Pedro, di Michele, di Daniele e tutto questo. Per me è un incanto. Qui facciamo di noi, come diceva prima, il festival o settembrino d'Avagna. Come ci siamo giunti, che abbiamo trovato il settembrino a piada alla mansione di Agosta Verde e non è più stato solo un Tavagna, dunque ne aveva parlato qui a Meria e il festival è venuto in Sant'Andrea e non c'è più perduto. Giustamente per rapporto a questa unità che c'è è piaciuta da tutti gli abitanti del paese e c'è l'appoggio di Ameria, della municipalità e c'è l'appoggio del comitato di feste che è magnifico. Et demain, c'est un chanteur qui sera avec nous, mais aussi kinésithérapeute. Lui a choisi de revenir aux sources, de revenir au village, de s'installer dans son village d'origine après avoir vécu en Belgique ou encore sur Paris. C'est Jean-Charles Santini qui sera avec nous à demain donc pour notre troisième étape des Compacui à Sant'Andrea di Udon. RCFM e Compacui.